shorten. Between us 6 million seasons. Gotta run, gotta run, gotta run and make it. Buongiorno e benvenuti a tutti alla presentazione del gruppo Media Friuli. Io sono Massimo De Liva e sono l'amministratore delegato e il direttore personale delle varie società del gruppo. Il gruppo parte da un'idea sicuramente brillante, legata a mettere assieme vari mezzi di carta, TV e web del Friuli Venezia Giulia che consentono di dare nel tempo più rapido ed efficace possibile le informazioni su quello che avviene nel nostro territorio regionale e anche del Veneto orientale. E da quando tutti i giornalisti siedono nella stessa redazione, quindi hanno potuto costituire una redazione unica, siamo riusciti a realizzare concretamente questo progetto. Infatti dopo poi assisterete anche alle presentazioni di ciascuno di loro che le declineranno per ciascun mezzo. Sono stati fatti, come potete vedere anche nello studio televisivo di Telefriuli, importanti investimenti, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista anche, diciamo così, delle tecnologie come le videocamere, come i computer, ma anche come tutto il rinnovamento grafico che è stato fatto su Telefriuli e che potete vederlo nella programmazione di ogni giorno. E anche un importante spunto è stato quello di avere la prima TV regionale locale in Full HD e anche poter dare le immagini di Telefriuli in diretta streaming, così come i responsive per i vari siti web. Importanti investimenti sono stati fatti anche sui giovani, le risorse che sono state prese a collaborare e a lavorare direttamente con noi e di cui dopo vedremo anche un bel e simpatico video. E così come tutto ciò ha portato anche a dei risultati, perché c'è stato un importante aumento nel fatturato del gruppo, grazie anche a questa condivisione di notizie e di obiettivi. Sicuramente un plauso va fatto ad Euronews, che è la nostra concessionaria pubblicitaria, che di fatto in 3 anni ha raddoppiato il fatturato di Telefriuli ed è stata in grado di tenere stabile quello di Editoriale Il Friuli, che è un'altra importante società del gruppo. Si confermano anche molto buoni risultati a livello dei nostri mezzi, perché sia per quanto riguarda la TV che per quanto riguarda la settimanale che i quotidiani online, sia sportivi che di informazione, hanno numeri per i quali sono leader in regione, anche per dati certificati come quelli Auditel. Gli obiettivi sono quelli di continuare a crescere sul territorio facendo un'informazione che sia il più possibile rapida ed efficace per tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia, anche dalla nuova sede di Pordenone che abbiamo aperto alcuni mesi fa e che vogliamo cercare anche attraverso un TG ogni giorno direttamente da Pordenone e ancora più informazioni sportive, visto anche il buon andamento del Pordenone Calcio, di seguire in modo sempre più efficace. E poi niente, dobbiamo certamente continuare a dare ogni giorno, nel modo più rapido possibile, le notizie, le informazioni, gli approfondimenti, ovviamente anche attraverso il nostro settimanale, riguardo alla realtà del Friuli Venezia Giulia. Un grazie ancora a tutti voi che siete qua e adesso lascio la parola al presidente del gruppo, Simone Mocchiotti. Grazie. Grazie Massimo. Niente, io vorrei semplicemente fare una breve cronistoria di quello che è stata l'attività nostra negli ultimi 3 anni. Io sono componente del Consiglio di amministrazione di Telefriuli ormai da 3 anni e da 1 anno e mezzo ricopro la carica di presidente. Quindi posso dire tranquillamente di aver visto un po' tutta l'evoluzione di questa società proprio nel momento clou. Da dove siamo partiti? Siamo partiti da un'idea imprenditoriale dove alcuni imprenditori lungimiranti hanno deciso di investire su un progetto ambizioso. Un progetto che era quello di acquisire un'azienda che rispecchiava un'icona per il Friuli Venezia Giulia, Telefriuli appunto. La prima emittente televisiva regionale, la più importante, la più sentita dal popolo friulano. Ecco, da qui siamo partiti però con non poche difficoltà, anzi con molte difficoltà. Perché? Perché la società in quel frangente si trovava in una situazione molto delicata, era, diciamo così, per essere molto chiari, prossima al fallimento. Quindi c'è stato un lavoro molto importante che ha determinato la rinascita di questa azienda, un lavoro delle persone che ci lavorano, quindi tutto lo staff ha cercato di creare
una coalizione tale per cui si possano raggiungere determinati risultati. Gli imprenditori hanno messo del loro versando dei capitali considerevoli e con tutte queste attività siamo riusciti a creare le condizioni per ottenere dei risultati che oggi siamo qua a rappresentare e che poi i miei colleghi, poi i direttori, andranno ad approfondire ognuno per la sua area di competenza. La cosa più importante però che abbiamo fatto è stata quella di andare a integrare alla società Telefriuli altre società, di cui una è l'editoriale Il Friuli, che produce e commercializza il settimanale Il Friuli e che in questo modo riesce a ampliare l'offerta, diciamo, della comunicazione anche nei confronti della carta stampata e del sito web, cosa molto importante oggigiorno perché, come ben sappiamo, la comunicazione oggi viene fatta online il più delle volte. E poi abbiamo anche acquisito un'altra azienda che si chiama Euronews e che è l'anima economica del gruppo, no? Cioè la società che si occupa della raccolta pubblicitaria, quindi di creare quell'elemento fondamentale che è la voce ricavo che porta reddito all'azienda. Dico questo perché noi non ci dobbiamo dimenticare che il gruppo in sé, che viene etichettato come Media Friuli, ha capitale privato e quindi non vive con contributi pubblici, ma vive con le forze proprie e quindi con la capacità imprenditoriale e manageriale di riuscire a costruire un conto economico adeguato. Un conto economico che in primis deve garantire la sopravvivenza aziendale, ma ancora più importante deve generare dei flussi di cassa tali da poter continuare a investire in tecnologia, in organizzazione e in tutti quei settori aziendali in modo tale da portare l'azienda ad un livello, diciamo così, di mercato importante, quindi a crescere sempre di più e a essere competitiva sul mercato, no? Comunque diciamo che la cosa più importante oggi è che noi siamo riusciti a costruire questo gruppo che di fatto rappresenta il Friuli sotto tutti gli aspetti della comunicazione, dalla televisione alla carta stampata, al sito web e quindi è anche fatta in casa la raccolta pubblicitaria. Io direi che adesso posso lasciare la parola ai direttori, no? In modo tale che ciascuno di essi possa rappresentare quello che effettivamente è stato fatto. Allora parto io, grazie intanto. Allora, l'amministratore delegato dell'IVA ha usato la parola territorio. Io ripartirei da qui perché proprio l'attenzione al territorio è sempre stata una peculiarità di Telefriuli, ma non solo, anche delle altre realtà che oggi si presentano. Un passetto indietro, perché vi abbiamo portato qui? Perché quotidianamente voi siete abituati a vederci attraverso lo schermo della televisione, ci leggete sfogliando il settimanale e ogni giorno andate a cliccare sui nostri siti per tenervi informati. Ci piaceva l'idea di farvi conoscere anche il dietro le quinte, quello che succede appunto nelle nostre redazioni adesso unificate, quello che succede qui negli studi, insomma farvi conoscere come noi quotidianamente lavoriamo con un obiettivo che è appunto il territorio, raccontare il territorio, relazionarci con il territorio. Venendo nello specifico per quanto riguarda Telefriuli, vi è stato già raccontato quanto è stato fatto in termini di investimenti. E io vi dico in che cosa si traducono questi investimenti e in che cosa si traduce il fatto di avere diverse redazioni che lavorano unite. Noi di fatto abbiamo una programmazione che comincia alle 6 del mattino e termina all'1 di notte. La prima diretta inizia alle 7 del mattino, le ultime dirette si concludono intorno alle 22:30. Questo insomma vi dà l'idea di quanto si produce tra queste mura, nelle redazioni e negli studi.
L'informazione rimane sicuramente uno dei punti di forza, e quindi ore 7, a partire dalle 7 del mattino, con la rassegna stampa, con gli ospiti, con servizi giornalistici, poi l'edizione in diretta del telegiornale delle 13 per arrivare fino a quella delle 19. Ma non c'è solo informazione, abbiamo creduto moltissimo anche nell'intrattenimento, anche con alcune novità, con trasmissioni nuove, ma anche con alcune conferme. Va avanti da moltissimi anni Lo Scrigno, che rimane una delle trasmissioni più seguite e apprezzate dal pubblico, ma poi abbiamo lanciato una nuova sfida, quella del quiz, una novità nella quale abbiamo molto creduto, e quindi lo sapevo, per andare a conoscere il territorio della nostra regione attraverso le pro loco che lo rappresentano e che si sfidano qui in studio. L'attenzione al territorio passa anche attraverso tutta una serie di programmi che questo territorio lo raccontano grazie alle immagini e non solo. Pensiamo a Sentieri e Natura, ma anche a una nuova trasmissione che esordirà proprio domenica, Incantesimi delle terre friulane, per raccontare i paesaggi e per raccontare i protagonisti di questo territorio. Non citerò tutte le trasmissioni, ma quando uscirete vi verrà consegnata questa brochure dove sono riportati tutti i loghi, e sono davvero tanti, delle nostre produzioni, quindi vi farete un'idea di quanto stiamo lavorando. Naturalmente c'è lo sport, che è un altro dei punti di forza di questa emittente, con tante novità anche quest'anno, con una domenica che è stata rivista, con una trasmissione com'è poltronissima, che è stata cambiata, che è stata modificata, così come abbiamo rivisto Replay, che chiude la nostra domenica sportiva. Si è parlato prima anche dei momenti di difficoltà che Telefriuli ha vissuto, questo è verissimo. Se oggi Telefriuli è quello che è, con dati certificati Auditel, che appunto ci confermano come prima televisione del Friuli Venezia Giulia, questo è perché ci sono stati degli imprenditori che hanno creduto in questo progetto e che hanno creduto anche in chi qui lavora. Mi piace anche però ricordare che se oggi siamo qui e cresciamo, è anche perché nei momenti più difficili c'è stato chi ha consentito a questa emittente di sopravvivere. È stato difficile, ci sono stati tanti sacrifici, e credo che per le tante persone che qui lavorano da tanti anni sia davvero bello pensare, insomma, che adesso guardiamo con una prospettiva di più ampio raggio al futuro, continuando comunque a lavorare moltissimo e a credere in quello che facciamo. Speriamo, insomma, che anche attraverso le pagine dei giornali, attraverso il web e attraverso la televisione, in qualche maniera riusciamo a trasmettervi la passione, l'entusiasmo e l'impegno che ogni giorno mettiamo in quello che facciamo. Vi dicevo, ci sono persone che lavorano qui da tanti anni, vi ricordo peraltro che a febbraio Telefriuli compirà 40 anni, ci sono appunto giornalisti e non solo che lavorano qui da tantissimi anni e che continuano a essere un punto di riferimento, e poi ci sono i giovani, perché Telefriuli, e non solo Telefriuli, anche le altre realtà, hanno dimostrato concretamente di credere nei giovani. Allora, a questo proposito, io pregherei la regia di mandare in onda un piccolo contributo che abbiamo realizzato con i nostri collaboratori più giovani. Sono tutti under 30, hanno cominciato in maniera diversa a lavorare qui dentro, poi insomma da cosa nasce cosa. Abbiamo chiesto loro di raccontarsi in maniera insomma simpatica. Prego la regia allora di mandare in onda il filmato. Mi sono laureata al DAMS e poi ho deciso di integrare anche con la parte informatica, e quindi mi sono laureata anche in Scienze e Tecnologie Multimediali a Pordenone. A questo punto sono stata chiamata da Telefriuli per fare uno stage. E poi, concluso lo stage, mi hanno richiamato per una collaborazione esterna. Adesso mi occupo delle regie del mattino, in particolare del telegiornale Ore 7, del telegiornale delle 13 e di Family, anzi scusate, 30 secondi. Beh, guardate, io ho fatto il liceo classico, poi ho fatto uno stage universitario al Friuli, quando ero ancora nella vecchia sede di Piazza Primo Maggio, e poi ho fatto un altro stage a Telefriuli con Garanzia Giovani. Deve essere andato bene perché hanno deciso di tenermi. Ora faccio il collaboratore esterno per tutto quello che riguarda i servizi TG, e non solo, perché seguo anche lo sport, sia l'Udinese con le trasmissioni sportive, poltronissime bianco-nero, ma anche per quello che riguarda il calcio dilettanti faccio i servizi per la trasmissione Lunedì in Goal. Ora scusatemi, ho un'intervista da fare, ci vediamo dopo.
Buonasera, buonasera a tutti voi e ben ritrovati con Elettroshock. Buonasera Daniele. Buonasera Alessandra, buonasera ai telespettatori. Andiamo subito a presentare gli ospiti. Cosa dici, sì. Daniele? Lavoro a Telefriuli solo da 1 anno e mezzo. Mi sono avvicinato a questa esperienza grazie all'Università di Udine. Alla fine del tirocinio l'azienda ha creduto in me e sono stato assunto. Ad oggi mi occupo di molti aspetti, tra cui la regia e il montaggio, e seguo in particolare un contest di cucina. Da quando sono qua sono cresciuto molto a livello professionale. Già l'ultimo anno del liceo classico europeo avevo cominciato a collaborare un po' con Telefriuli, il Friuli, sia cartaceo, soprattutto il sito ilfriuli.it, con il progetto 100 Reporter. Poi dopo 1 anno e mezzo, vista l'assiduità con la quale mandavo i servizi e gli articoli, sono stato chiamato per uno stage di 6 mesi. Evidentemente sono andato bene, soprattutto dalla zona dell'Isontino, e mi hanno preso come corrispondente per il Friuli.it, il Friuli Cartaceo e Telefriuli, dalla zona qui del Bisaccaria del Basso Isontino. Sì, siamo in onda? Sì. Gentili telespettatori, ci troviamo qui questa sera in diretta dal Sacrario. Sto allestendo una regia mobile per un collegamento dal Friuli Venezia Giulia, dopo il percorso formativo al DAMS di Gorizia, dove ho studiato cinema, e il tirocinio che mi ha inserito in azienda di fatto, perché sono entrato a far parte del team di Telefriuli. Da allora, da alcuni anni, mi occupo principalmente di regia, con programmi nello specifico adatti ai bambini come Maman, o di fitness come In Forma con Samantha. Molti sono ancora i progetti che verranno sviluppati e di crescita professionale. Mi stanno chiamando? Sì? Sì, il collegamento è pronto, possiamo andare. Applauso ai giovani e ai meno giovani di Telefriuli. Rapidissimamente 2 numeri: 100 ore di produzione televisiva a settimana, di cui il 40% in diretta. Vi faccio il caso della domenica. Le produzioni interne, vuol dire quello che realizziamo noi qui in questi studi con il nostro personale, ammontano a 16 ore, l'84%. Cioè le dirette la domenica durano 16 ore, insomma sono dati davvero importanti, e quindi un grazie da parte mia a chi lavora qui dentro con tanto impegno, e un grazie naturalmente anche a chi ci dimostra grande fedeltà, insomma ai nostri telespettatori, ai nostri lettori, a chi ci segue ogni giorno, quindi un grazie va anche a loro. E lascio la parola a questo punto a Rossano Cattivello, direttore del Friuli. Grazie. Confesso di avere più di 40 anni, quindi faccio parte di quella fascia un pochino più spero di mettere molta esperienza, ecco, in questo progetto. Il settore della carta negli ultimi 10 anni ha perso a livello italiano il 40% delle proprie copie, delle tirature, e il 50% dei propri ricavi. Credo che sia uno dei settori, sfidando anche le costruzioni, che peggio è andato in questa fase economica. E noi, come settimanale del Friuli, abbiamo di necessità virtù ideato un modello editoriale nuovo, diverso, anche ambizioso. Però i numeri ci stanno dando ragione. È un modello che si basa su diverse leve. La prima leva è la qualità. Ma perché? Perché la qualità non è un traguardo, ma è una linea di partenza. Oggi in tutti i settori bisogna fare qualità. Dopo si può iniziare a ragionare su penetrazione di mercato, vendita, strategie, innovazione o altro, però è la qualità il minimo. La seconda è quella di un ampliamento dell'offerta dei periodici. Non esiste solamente il settimanale, esiste un mensile economico, esiste un trimestrale dedicato all'agricoltura e all'agroalimentare, esiste un trimestrale dedicato al design, gourmet, turismo e wellness. In questa maniera abbiamo riempito, siamo andati in tutte le nicchie, perché tante briciole fanno una pagnotta, tutte le nicchie di mercato dei periodici, ovviamente senza il quotidiano, quello è una sfida che non appartiene a questa epoca. 6.500 pagine all'anno prodotte,
non tiratura, pagine scritte di inchieste, scritte di servizi e riempite anche di pubblicità. 6.500, questa è la nostra capacità produttiva attuale, su 52 settimane anno, sempre. La terza leva su cui abbiamo agito è quella della distribuzione. Distribuzione e abbiamo individuato 4 diversi canali. Il primo è quello dell'edicola, perché l'edicola comunque è il quarto di nobiltà, l'edicola comunque è capillare, sono 950 edicole, grazie anche al partner Dispe, in cui siamo presenti da Tarvisio a Portogruaro, da Sappada a Muggia, e ogni settimana, ogni venerdì mattina arriva lì il giornale. Però abbiamo cercato di arricchire, perché lo sforzo di andare in edicola oggi, ai tempi dello smartphone e altro, è fisico, uno sforzo oltre che mentale anche fisico. Allora cerchiamo di premiare chi va in edicola sempre, praticamente ogni settimana, con qualche cosa in più. Appunto i periodici, i magazine pattinati, oppure i gadget, dalla bandiera all'agenda, sempre dandogli qualche cosa in più. L'agenda di quest'anno sarà di Celiberti, ve lo anticipo già perché è già in fase di lavorazione. Secondo canale, e lo solamente enuncio, è quello postale, però lì chi vuole, i politici presenti magari possono ricordarselo ogni tanto, le poste ci hanno abbandonato, distribuiscono una volta ogni 2 giorni e non il sabato, quindi diciamo che l'abbonamento postale è il canale su cui è meno possibile incidere perché non dipende da noi. Poi altri 2 canali, e su quelli siamo andati per puntare alla grandissima visibilità, alla grandissima lettura, e sono 2 canali free. Abbiamo dovuto individuare anche il modello free. Modello free però di qualità, perché è un prodotto di qualità. Di solito si associa il free come qualcosa di bassa qualità, e questo è stato infatti il percorso fallimentare dei grossi gruppi internazionali a livello europeo. Noi invece diamo qualità anche attraverso 2 canali free. Il primo è quello delle metropolitane. Il free è nato nelle metropolitane, abbiamo cercato quali sono le nostre metropolitane in Friuli Venezia Giulia. Sono gli ospedali, le università, sono certe scuole, sono le mense aziendali. Semplicemente nelle mense aziendali veicoliamo sui 5-6 mila copie ogni settimana, individuando dei partner industriali, qualcuno è anche qui presente, in cui dare un servizio in più ai loro dipendenti. Il quarto canale è quello degli esercizi pubblici. Serviamo con copie di pubblica lettura, 3 ogni punto, 1200 esercizi pubblici di tutta la regione, bar piuttosto che ristoranti, piuttosto che altri luoghi pubblici. Corollario di tutto questo, andiamo a mirare bene con i magazine pattinati anche al lettore target che vogliamo raggiungere. Il business è pensato per il mondo dell'economia, il business si trova nel luogo in cui tutto il mondo dell'economia, liberi professionisti, imprenditori o altro, passa almeno una volta a settimana. Io dico un po' per piangere, un po' per bestemmiare, ma sono le banche. Nelle banche ogni settimana, negli sportelli bancari, trovate il mensile business. Il lifestyle è pensato invece per un attimino più di relax, per un altro tipo di mercato di lettore. Lo trovate in 300 estetiste, parrucchieri e studi medici. Ecco, abbiamo in questa maniera cercato di acquisire una grandissima visibilità, sono tra le 30 e 35 mila copie tirate ogni settimana, e la differenza sta perché nelle partite interne della GSA APU e del Pordenone Calcio gli ospiti, i spettatori, il pubblico, ha in omaggio anche una copia del Friuli. Ecco, in questa maniera noi cerchiamo di dare una nuova vita con un nuovo modello distributivo di contenuti e quindi anche di ampliamento dell'offerta a il media che purtroppo è quello più in sofferenza epocale, che è quello della carta. Però avrà sempre un futuro la carta, diverso, noi cerchiamo di interpretare in maniera corretta questo, ma avrà un futuro, perché comunque la carta è approfondimento, la carta è autorevolezza e noi cerchiamo di seguire questa strada. Grazie.
non solo al media più giovane e alla direttrice più giovane, ma a Silvia De Michelis, che è responsabile di tutta la componente web. Grazie Rossano. Abbiamo parlato di numeri, abbiamo parlato di online e gli ultimi dati ci dicono che in questo momento più o meno il 50% della popolazione in Italia sicuramente si informa attraverso una testata online o anche più. Se andiamo a guardare tra i dati degli under 30 e se scendiamo tra gli under 20, vediamo che questo dato sale oltre il 75%, quindi significa che i giovani soprattutto si informano quasi unicamente attraverso la rete. Questo per noi rappresenta ovviamente uno stimolo, però rappresenta anche una grandissima responsabilità. Sappiamo, se ne sente parlare moltissimo del tema delle fake news, in rete sappiamo che circola di tutto, quindi una delle nostre responsabilità come testata, come giornalisti, è anche quella di riuscire a veicolare, certo velocemente, però riuscire a veicolare delle informazioni che siano il più possibile corrette. Abbiamo sentito parlare molto di territorio, ecco, ovviamente l'online vuole essere territorio, vogliamo riuscire a raccontare anche le realtà magari più piccole, quelle che sugli altri media magari non riescono a trovare spazio, quindi abbiamo anche visto che ci sono giovani corrispondenti che riescono a raccontarci le loro realtà e il loro territorio. Spiegando meglio chi siamo dal punto di vista dell'online, siamo il Friuli.it, che è la nostra testata, come si direbbe per quanto riguarda la carta generalista, che quindi ha una forte componente di cronaca, ma cerca di raccontare anche il panorama politico della nostra regione, dando spazio ovviamente a tutte le correnti. Naturalmente raccontiamo anche l'economia, anche in questo caso cercando appunto di dare voce a tutte le realtà imprenditoriali della nostra regione, e poi naturalmente non può mancare una componente che riguarda gli spettacoli, con tutte le cose che si possono anche fare e andare a vedere in tutti insomma, i luoghi dove si produce cultura, e poi ovviamente c'è una componente anche sportiva che invece è quella fondamentale di Udinese Blog, testata che appunto rappresenta sostanzialmente, diciamo, il leader dal punto di vista della comunicazione online per quanto riguarda l'Udinese. Ci sono ovviamente tutti gli aggiornamenti delle partite, ci sono tutti i retroscena degli allenamenti, e quindi anche in questo caso c'è davvero un lavoro capillare per riuscire a raccontare a tutti i tifosi, gli appassionati come sta andando l'Udinese, e non solo, perché ovviamente poi si spazia anche su tutte le altre realtà. Poi ovviamente siamo online anche con Telefriuli, anche in questo caso credo sia un servizio importante, perché ad esempio dà la possibilità a chi non vive nella nostra regione, quindi chi non può vedere Telefriuli direttamente dal televisore sul canale 11 o 511, di vedere le trasmissioni di Telefriuli attraverso lo streaming. Penso a tutti i friulani che vivono all'estero, che sintonizzandosi su telefriuli.it hanno la possibilità magari di rimanere comunque in contatto con la propria terra. E poi ovviamente c'è un'altra possibilità non trascurabile, che è quella di riuscire a rivedere tutte le trasmissioni che magari non si sono viste. Abbiamo detto che ci sono tante ore di trasmissioni, quindi non tutto magari si riesce a vedere in diretta, e quindi c'è la possibilità appunto di rivedere attraverso YouTube tutte quante le trasmissioni. Non voglio tediarvi con tantissimi numeri, però almeno un numero ve lo devo dare. In un mese complessivamente sono oltre 2 milioni le pagine che vengono visualizzate. Questo significa che la realtà dell'online è in crescita, e il trend è appunto sempre in miglioramento, in progressione. Questo ci stimola ancora di più a cercare di essere tempestivi, ma allo stesso tempo anche di essere precisi nella comunicazione e nel messaggio. Se possiamo fare tutto questo è anche grazie a questo signore che è Paolo Vidussi e a tutto il suo staff, il direttore di Euronews. Grazie Silvia. Grazie. Adesso diciamo che mi manca poco da dire, perché hanno già detto quasi tutto loro, quindi mi rimane poco. Io volevo fare solo dei ringraziamenti. Volevo ringraziare i clienti che credono e hanno creduto in noi in tutti questi anni.
Volevo ringraziare il team che compone la concessionaria, perché se abbiamo raggiunto certi numeri e i clienti credono in noi, è anche grazie al loro lavoro che fanno quotidianamente nel nostro gruppo. Poi volevo dire solo una cosa, che se il vantaggio di avere la concessionaria nel proprio interno è che possiamo creare per ogni azienda la strategia mirata che va sulla televisione, sulla carta stampata e sul web. Mezzi che sono leader in regione, come abbiamo detto, per quanto riguarda i numeri e i contenuti. Quindi mi auguro e spero che grazie al nostro lavoro e al nostro impegno le realtà, le istituzioni credano sempre di più nel nostro gruppo. Io ho detto il mio, quindi siamo a posto. Grazie ancora che siete venuti e grazie ai relatori. Sindaco di Tavagnacco Maiarelli, quindi la sua presenza in una struttura che è presente proprio sul territorio di Tavagnacco. Che cosa rappresenta anche per il Comune il fatto di avere Telefriuli qui dal 90? Insomma, è sicuramente un motivo di orgoglio, naturalmente, un motivo di orgoglio per vari motivi. Innanzitutto per quello che sta accadendo oggi, che credo sia un appuntamento importante, lo è stato detto, ma perché credo anche perché oggi c'è bisogno veramente di informazione vera, e credo che in qualche modo questo appuntamento dimostri che c'è la possibilità di farlo e che venga fatto a Tavagnacco, anche se evidentemente con un occhio, giustamente, su tutta la regione. Questo ci rende orgogliosi. Ci rende orgogliosi anche per il fatto che l'azienda si inserisce in un contesto che è un contesto storicamente commerciale, emporiale, ma che noi stiamo cercando in qualche modo di mutare in un contesto plurifunzionale. Quindi in qualche modo il fatto che la presenza di Telefriuli, del gruppo Media Friuli, si inserisca in questo contesto, evidentemente fa capire che qui ci sono grandi potenzialità di sviluppo e di crescita per il nostro territorio, ma per l'intera regione. Presidente Luci, l'importanza di avere una struttura come questa nella comunicazione, visto che appunto lei è presidente di Telefriuli nel mondo, quindi far conoscere, noi ci facciamo conoscere qui a livello locale, però i messaggi nostri arrivano anche al di fuori dei confini regionali. Ma devo dire che la cosa bella è che ambedue abbiamo nel DNA non solo il nome, ma il Friuli, che questo credo sia importante nel trasmettere una vita quotidiana che ha le sue peculiarità. Noi ci sentiamo
friulani ed essere friulani credo sia un bel esempio. E quando parliamo dei friulani all'estero, ancora di più, perché come tutti sanno i friulani all'estero hanno fatto miracoli a partire da tanti anni addietro, quindi partiamo dalla prima immigrazione del 1870 ad esempio, no? E da lì si sono mossi in tutte le parti del mondo e con i Fogolar siamo veramente presenti in tutte le parti del mondo. E i nostri corregionali sono felici di essere in contatto con Telefriuli, che trasmette quella vita quotidiana che magari loro sentono, della quale loro sentono nostalgia. Ecco, questo quindi un grande merito a Telefriuli per quello che ha fatto, che sta facendo e abbiamo capito oggi che sta migliorando costantemente e continuamente, quindi un complimento a voi. Ecco. Ha dei suggerimenti per l'informazione in generale? Come dovrebbe essere? Qual è il messaggio che dal Friuli dovrebbe arrivare anche fuori a tutti i friulani nel mondo? Ma io credo intanto trasmettere tutte le positività che in qualche modo il nostro territorio esprime sia in termini di bellezze naturali, di bellezze artistiche, ma anche di efficienza e di eccellenze di imprese che sono capaci di esportare la friulanità e il loro essere azienda in un contesto come questo in giro per il mondo. Presidente Fontanini, lei si è battuto tutta la vita per l'affermazione della lingua friulana, del riconoscimento del popolo friulano, quindi della nostra autonomia. Quindi Telefriuli, secondo lei, ha rappresentato negli anni tutto questo e continua tuttora a rappresentarlo? No, Telefriuli ha difeso la nostra identità, ha difeso la nostra lingua, ha valorizzato quelle che sono le cose positive del popolo friulano. Noi siamo un popolo in Europa, nel mondo, abbiamo le nostre identità, la nostra cultura, la nostra lingua. O Fevelin è una roba differente dal italiano, no? E tra l'altro queste cose sono state riconosciute anche a livello legislativo, siamo tutelati da leggi, perché siamo una minoranza linguistica all'interno dello Stato italiano. Allora tutte queste cose Telefriuli nei suoi programmi, nelle sue trasmissioni le ha tenute sempre in evidenza e quindi bisogna dar merito a questa emittente perché avete ospitato trasmissioni famose, o pensi ad esempio Cariche Briscoe e Dario Zampa, che è stato un periodo eccezionale. Poi la musica, Trio Pacai, noi tra l'altro quest'anno li vogliamo ricordare, questi grandi musicisti del nostro Friuli. Quindi tante belle cose fatte da questa emittente che speriamo continui a non dimenticare di essere in Friuli e di aiutare i furlans a avere sempre più un'immagine positiva perché hanno tutti i diritti di poter vele. Quindi consigli per il futuro, anche per i giovani. Abbiamo visto che ci sono tanti giovani che si stanno appassionando anche alla comunicazione, al modo di comunicare. Ma i giovani, io dico, bisogna anche guardare alle proprie radici. Viviamo certo in una rete mondiale, no? È facile collegarsi adesso con internet, vediamo di tutto e sentiamo tutti, però siamo in Friuli, siete figli di questa terra, non dimenticate quella che è la nostra identità. Lei è stato per anni rettore dell'Ateneo Friulano. Fra i giovani di Telefriuli ci sono tanti che si sono laureati all'Ateneo di Udine. Ma sì, mi ha fatto molto piacere che in questa bellissima presentazione che c'è stata di tutte le attività del nuovo gruppo del Friuli, quando è venuto il momento dei giovani, no, che si presentavano a lavorare a Telefriuli, e quasi tutti, eccetto uno, erano studenti cresciuti nei corsi che hanno elogiato, i corsi del DAMS, i corsi del cinema di Gorizia, i corsi di tecnologie web e multimediali. Insomma, questo mi sembra che dimostri come effettivamente l'università ha portato quel contenuto di innovazione, quel contenuto anche tecnologico di innovazione per il quale appunto era, diciamo, anche stata richiesta. Lei ha sentito quello che si sta facendo, quello che è stato fatto negli anni. Un suggerimento per quanto riguarda la comunicazione in futuro, i vari modi di comunicazione. Ma qui soprattutto si tratta della pluralità, del pluralismo, appunto. Io penso che molto è stato fatto e una cosa che ho molto apprezzato anche nella presentazione di oggi era la pluralità di canali mediatici, la pluralità di voci, la pluralità di punti di vista, di programmi anche che coprono. Però è chiaro che siamo in un contesto sempre
più plurale, sempre più articolato, e quindi forse i mezzi di comunicazione hanno anche una responsabilità di farci capire che il mondo, ecco, non è monolitico, non c'è una visione, diciamo, che è quella giusta rispetto all'altra, ma c'è, diciamo, una anche pluralità di aspetti che devono trovare sintesi, e allora in questo senso che poi anche la funzione dei media, della stampa democratica, no? Di poter far dare tante voci diverse, ma poi anche dimostrare come alla fine queste voci forse riescono anche grazie alla stampa a sintetizzarsi. Beh, per quanto riguarda la comunicazione, io cerco sempre di tenere informati gli organi di stampa su quello che fa la prefettura, su come ci muoviamo, su quello che succede nella provincia. Siamo molto attenti sotto questo profilo, e insomma abbiamo anche una buona collaborazione con tutte le testate del Friuli. Ma il fatto oggi di conoscere proprio addentro questa realtà, ecco, che sensazioni ha avuto? Perché ha visto che siamo un insieme, cioè televisione, blog, giornale, c'è di tutto. Beh, questa è una pluralità praticamente. Sì, questa è una cosa molto buona, è una cosa che mi ha impressionato favorevolmente, ecco, molto positivo che si mettano assieme queste testate online, carta stampata, TV. È una sinergia che secondo me dovrebbe essere imitata anche dalle aziende friulane. Dovrebbero mettersi un po' più assieme e fare più squadra per vincere, diciamo, sui mercati, per vincere soprattutto a livello internazionale. Quanto è importante filtrare in un certo modo una notizia, almeno da parte delle forze dell'ordine, una notizia che debba essere divulgata ai cittadini? Ma è importantissimo, e soprattutto la notizia deve rispondere al vero, non deve essere enfatizzata, e soprattutto in ciascuna notizia, ma questo penso di non dovervi insegnare nulla su questo argomento, deve contenere quello che è il fatto, un fatto oggettivamente, e poi quello che è il commento e della valutazione. Chi ascolta una notizia, chi prende cognizione della notizia deve sapere qual è il fatto oggettivo e quali sono poi i commenti e le valutazioni. Spesso, non sempre questo accade, e devo dire che una notizia veicolata in maniera non corretta, una maniera enfatizzata, a volte, e tocco un tema che è un tema importante per il lavoro che facciamo, influisce negativamente su quella che è la percezione della sicurezza. I media devono essere richiamati alla grande responsabilità che hanno sull'influire proprio sul sentimento di sicurezza della gente, un sentimento che spesso è disarticolato rispetto ai fatti oggettivi, i fatti così come sono. Quindi lei mi dice devono assolutamente attenersi ai numeri, è questo che lei mi dice? La percezione influisce relativamente sulla situazione reale? Non io, assolutamente, io sono uno che voi ormai ci conosciamo, anche perché noi siamo trasparenti nei confronti degli organi di informazione, poi soprattutto nei confronti dell'emittente di Telefriuli, con quale abbiamo un ottimo rapporto e ottimi canali di comunicazione. Io devo dire, i numeri sono numeri, e anche i numeri è vero che hanno una loro oggettività, ma vanno interpretati, vanno letti. È chiaro che anche i numeri possono essere messi assieme in una determinata maniera e creare una notizia da una non notizia. Farò un esempio. È chiaro che se avviene un furto in una provincia grande come Udine, sto banalizzando ovviamente, noi non diamo la notizia del furto avvenuto, però aspettiamo che ne avvengano altri 7, 8, 9 nella settimana successiva e diamo poi la notizia raffica di furti. È chiaro che insomma la percezione è una percezione errata, perché
tra l'altro spesso e volentieri il sensazionalismo è fatto nei sottopancia piuttosto che nei titoli. È chiaro che la gente magari si sofferma al titolo e non va a vedere qual è il contenuto della notizia. Questo è un modo di influire, devo dire, in una maniera più negativa del necessario su quella che è la percezione della sicurezza. Ovviamente non cito casi specifici, però questo è importante. Chi fa comunicazione, chi esercita il diritto di informazione e di cronaca ha delle responsabilità. Consigliere Agnola, ha visto quanti giovani che stanno appunto, sono arrivati qui a Telefriuli e stanno lavorando qui, arrivano proprio dall'Ateneo friulano. Questo che cosa rappresenta? Che anche Telefriuli, con tutto il suo insieme, no, di attività, Media Friuli, quindi tutto il gruppo, può essere uno sbocco occupazionale per i giovani? Prima di essere uno sbocco occupazionale è una grande opportunità di inserirsi in un grande progetto culturale che riguarda il Friuli, perché i 40 anni di Telefriuli sono soprattutto un patrimonio culturale che trova una sua manifestazione nell'informazione, ed è un'emozione far coincidere i 40 anni dell'università con quelli di Telefriuli e vedere che una parte importante dei suoi addetti hanno meno di 40 anni, e quindi questo c'è sia la storia, la tradizione, soprattutto un grande messaggio per il Friuli, e avere un patrimonio informativo dentro il Friuli è un vantaggio per tutti noi. What's the matter with you, boy?